speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, nuovo appuntamento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Nostra ospite in questa occasione Isabella Giannelloni, ben trovata, grazie per essere con noi. Ascoltatori. Isabella Giannelloni, lo ricordo, candidata nel collegio per il Senato di Treviso, il collegio 03 della circoscrizione veneta, il collegio in buona sostanza che comprende tutta la fascia della nostra provincia, da Vittorio Veneto a Conegliano, al capoluogo naturalmente, giù fino a Mogliano, diciamo così, tutta la parte centro orientale della provincia, candidata per il Partito Democratico e la coalizione di centrosinistra. Uno dei temi chiave del vostro programma, Isabella Giannelloni, è il sociale, su cui voi dite bisogna continuare a investire. Ecco, in particolare cosa vorreste fare? È una questione ovviamente di grandissima importanza che riguarda la vita concreta e quotidiana di tutti noi, tra l'altro, perché quando parliamo di sociale si intendono tante cose, dalle pensioni ai servizi sociali, appunto, alla disabilità, alle tematiche riguardanti gli anziani e a quelle riguardanti la povertà e tanti altri. Quindi parlare di sociale è una parola troppo spesso magari usata in maniera generale che poi potrebbe sembrare vuota. Ne cito solo due cose importanti che sono state fatte nella scorsa legislatura, su cui il Parlamento ha lavorato molto e che però hanno bisogno di essere continuate e riempite ancora di contenuti. Io ricordo di aver parlato con le associazioni del mio territorio, Sinistra Piave, che si occupano per esempio della disabilità e del dopo di noi, e loro erano contente della legge che si stava mettendo in campo, perché noi sappiamo che una famiglia che ha questo tipo di problema, per un genitore il problema più grave è dire: ma quando io non ci sarò più, cosa succederà? Ma un altro problema grave di queste persone è che i ragazzi con qualche problema di disabilità fino ai 18 anni sono garantiti. Dopo, quando diventano maggiorenni, pare che il problema sia scomparso, mentre invece è il momento in cui il problema diventa più importante, ancora più difficile da gestire. E quindi loro stessi chiedevano: bene, questa legge va bene perché finalmente affronta il problema, però occorre lavorare di più proprio per affrontare i temi della quotidianità di queste persone, quindi con strutture che possono aiutare le famiglie ad avere anche i famosi momenti di sollievo, si chiamano, perché chiaramente chi tutti i giorni ha questo problema ha bisogno anche di avere momenti di sollievo. Questo qui questa qui è una questione che riguarda anche la sanità, che come sappiamo è però di pertinenza della Regione Veneto, della Regione in generale, della Regione Veneto nel nostro caso. E quindi anche qui bisognerebbe fare un ragionamento sulle aziende sanitarie, la nuova riforma che è stata fatta, forse ancora sul sociale non ci siamo. L'altra grande questione, perché non abbiamo il tempo di affrontare tutto il tema chiaramente, è quella della povertà. E qui davvero, se noi pensiamo che 6 milioni di italiani sono sotto la soglia di povertà, stiamo parlando di un tema enorme, che riguarda anche le nostre zone. Io da consigliere comunale posso dirlo, vivo in una città fra le più ricche del Veneto, dove si sta bene, le persone stanno bene, Conegliano lo ricordo. Ma se andiamo a parlare con i funzionari dei servizi sociali del comune, scopriamo invece quanti sono le persone che hanno tanti problemi di tipo sociale, ma anche di tipo economico, proprio tout court. E allora molti di questi sono bambini, e noi non possiamo permetterci il lusso che dei bambini crescano nella povertà in Italia, perché i bambini poveri vuol dire bambini che poi cresceranno sicuramente svantaggiati rispetto agli altri e cresceranno con, come si dice, un po' di odio nei confronti del resto del mondo, e potranno essere preda ai noi di altre problematiche che riguardano la droga, riguardano anche la criminalità, eccetera.
devo dire che questo governo uscente per la prima volta ha affrontato in maniera strutturale il tema della povertà. Noi andremo nel 2020, la legge prevede 2.745 milioni proprio dedicati alla lotta contro la povertà, attraverso il famoso REI e tutte quelle pratiche che poi i cittadini devono mettere in campo attraverso i comuni. Ricordo, e lo ricordo a tutti perché credo sia giusto dirlo, nella mia esperienza devo dire che da quello che vedo nel mio comune e anche in tanti altri comuni, tanto di cappello a tutti gli operatori che lavorano in questo settore, che ci sarà magari c'è sempre qualcuno che magari sfugge chiaramente, no, la mela marcia, ma penso che per la quasi totalità si tratti di persone che svolgono il loro lavoro con grande passione e professionalità e va loro riconosciuto perché non è un lavoro facile, specialmente avere a che fare con le persone che hanno problemi diventa abbastanza complicato. Quindi approfitto di questa occasione per ringraziarli perché svolgono ogni giorno davvero un lavoro di grande importanza. Un lavoro soprattutto in una provincia come la nostra, in cui anche il tasso di volontariato, anche in questo campo difficile, lo ricordava lei, complesso come quello dei servizi sociosanitari, il volontariato è molto presente, il volontariato comunque il terzo settore, quello che si chiama terzo settore, il cosiddetto terzo settore, no profit. Certo. Che va quindi potenziato, magari può essere secondo lei questa una strada per intervenire anziché magari un intervento diretto del pubblico, possiamo valorizzare ancor più il ruolo di queste associazioni o imprese appunto del terzo settore? Sì, uno dei valori aggiunti del territorio veneto in generale, ma della provincia di Treviso sicuramente è quello della presenza del volontariato in tantissime occasioni e diramazioni, che svolge fra l'altro un lavoro insostituibile e su questo non c'è discussione. Un lavoro importantissimo che però secondo me ha bisogno assolutamente che ci sia la parte pubblica che funge da coordinatore del tutto. Noi non possiamo avere, faccio una battuta per capirci, per esagerare, che ciascuno ha i propri poveri. Questi poveri qua sono miei, quei poveri là sono tuoi, quei drogati lì sono miei, quegli malati psichiatrici sono di altri. Non possiamo farci la guerra su io voglio più, no? Perché in maniera positiva, perché tutti vogliono fare il meglio che possono, si intende, però credo che sia necessario un coordinamento da parte chiaramente della struttura pubblica, che poi è quella che poi deve erogare chiaramente davvero i finanziamenti, perché se faccio un esempio, la Caritas sulla Croce Rossa, no, distribuiscono i pasti alle persone oppure distribuiscono i pacchi, no, con l'abbinamento eccetera, però poi è necessario che ci sia una visione da parte del pubblico, dei comuni, delle ULS, che per capire, per coordinare e per combattere fra l'altro il problema. Mettiamo assieme occasioni di lavoro, una serie di cose, certo, che servizi che possono essere svolti. Si rischia di avere altrimenti una visione anche troppo frammentaria. Sì, è necessario salvaguardare il volontariato, che è, ripeto, un patrimonio gigantesco e insostituibile, ma va salvaguardato proprio attraverso un'azione di coordinamento di rete svolta da parte dei servizi pubblici. Grazie a Isabella Gianelloni, candidata al Senato nel collegio di Treviso, collegio 3, appunto abbiamo detto quello della parte centro-occidentale della Marca trevigiana, della Marca centro-orientale, esattamente da Vittorio Conegliano, il capoluogo, e poi fino alla parte meridionale della provincia, collegio uninominale per il centro-sinistra e il Partito Democratico. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia a tutti voi per averci seguito. Vi rinnovo l'appuntamento con i prossimi spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche 2018 sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.